Queste pillole di esercizio sono sedute di allenamento adatte a persone affette da patologie croniche, quali storie di neoplasie, cardiopatie o diabete, che non abbiano subito ricoveri negli ultimi 3 mesi. Queste persone possono beneficiare degli effetti dell'esercizio fisico per contrastare l'evoluzione della malattia e prevenirne le complicanze. Vediamo insieme qualche buona regola prima di cominciare. Evita di allenarti dopo i pasti. Ricorda di bere durante o dopo l'allenamento. Ricordati di assumere regolarmente i farmaci come prescritto dal tuo medico. Verifica che la pressione arteriosa sia regolare e ben controllata, con valori che non dovrebbero essere superiori a 140 su 90 mm di mercurio in condizioni di riposo. Se possibile, controlla la tua frequenza cardiaca, che deve avere valori regolari e comunque inferiori a 100 battiti al minuto in condizioni di riposo. Verifica regolarmente il tuo peso per assicurarti che non ci siano variazioni importanti rispetto al tuo peso abituale. Se soffri di diabete, misura la glicemia prima, durante e dopo l'allenamento. Allenati solo se il tuo controllo glicemico è buono e stabile nelle ultime settimane. Sarebbe bene cominciare con il riscaldamento solo se la glicemia è compresa tra i 130 e i 230 mg su decilitro. Se la glicemia è inferiore a 130 mg su decilitro, consuma un piccolo spuntino, come dei crackers. Non allenarti se oggi o nei giorni precedenti hai avuto febbre, difficoltà respiratorie, sintomi influenzali o altri disturbi. Esegui solo gli esercizi che riesci a fare senza stancarti troppo. Non eseguire esercizi che ti sembrano troppo intensi. Se hai ricevuto delle indicazioni precise dal tuo medico in merito all'attività fisica che puoi svolgere, svolgi solo l'attività che ti è stata indicata. Gli esercizi che andremo a svolgere oggi sono studiati per essere eseguiti a un'intensità tra il leggero e il moderato. Per capire qual è l'intensità dell'esercizio che stai compiendo, utilizza il talk test. Se durante l'esercizio riesci a cantare, l'intensità è leggera. Se riesci a sostenere una conversazione, l'intensità è moderata. Se non riesci a parlare, l'intensità è vigorosa. Se l'intensità dell'esercizio è troppo elevata, rallenta o fai una pausa. Ed ora siamo pronti a cominciare con il riscaldamento. Esercizio di riscaldamento e mobilità. Mobilità articolare più marcia. Cominciamo la nostra sessione di allenamento con esercizi di mobilità articolare, ovvero degli esercizi che vanno a preparare le articolazioni per la fase centrale della seduta. Per l'esecuzione di questi esercizi, la posizione di partenza è sempre in piedi. Tutti i movimenti devono essere lenti, controllati e il più ampi possibile in base alla vostra mobilità. Non devono provocare dolore e la respirazione deve essere naturale e il più possibile regolare. Partiamo con dei movimenti di circonduzione per l'articolazione della caviglia. Teniamo una gamba distesa avanti con la punta del piede in appoggio a terra. La schiena dritta, le mani in appoggio sui fianchi e le spalle rilassate. Eseguiamo dei cerchi con la punta del piede, ovvero solleviamo la punta del piede verso destra, verso l'alto, verso sinistra e riportiamo la punta del piede in appoggio al pavimento. Eseguiamo l'esercizio per 10 volte. Ripetiamolo 10 volte nel senso contrario. Solleviamo la punta del piede e portiamola verso sinistra, verso l'alto, verso destra e riportiamo la punta del piede in appoggio sul pavimento. Ripetiamolo con l'altra caviglia. 10 movimenti in senso anti-orario. Dieci movimenti in senso orario.
torniamo con un altro esercizio per l'articolazione dell'anca, intra ed extra rotazione. Solleviamo un piede da terra, pieghiamo la gamba con il ginocchio all'altezza del bacino o più basso in base alle nostre capacità, la schiena è dritta, le mani in appoggio sui fianchi e le spalle rilassate. Se non ci sentiamo stabili, possiamo aiutarci appoggiandoci allo schienale di una sedia o ad un tavolo. Ruotiamo l'anca verso l'esterno, cercando di mantenere il ginocchio in linea con il bacino. Torniamo con il ginocchio davanti al bacino e il piede appoggiato a terra. Eseguiamo l'esercizio 10 volte. Prima sequenza con la gamba destra. Ricordiamo di mantenere una respirazione regolare in tutti i movimenti. Ripetiamo l'esercizio con l'altra gamba. Gli esercizi di mobilità possono essere svolti quotidianamente per ridurre i dolori e mantenere un buon grado di movimento in tutte le articolazioni. Ora facciamo un esercizio per preparare la colonna vertebrale al movimento, le rotazioni. Posizioniamo i piedi leggermente più larghi rispetto alle anche, le gambe distese, le mani in appoggio sui fianchi, la schiena dritta e le spalle rilassate. Ruotiamo il busto verso destra, con lo sguardo che segue il movimento della colonna vertebrale. Ruotiamo poi verso sinistra. Eseguiamo l'esercizio per 20 volte in totale. Cerchiamo di concentrare l'attenzione sulla zona lombare, da cui il movimento deve cominciare, proprio per riuscire a ruotare tutta la colonna vertebrale. Con il passare delle ripetizioni dovremo percepire maggior libertà di movimento a livello delle articolazioni. Passiamo ora alla parte alta, ovvero le spalle, con le alzate frontali delle braccia. Partiamo in piedi, con le braccia distese lungo i fianchi, la schiena dritta e le spalle rilassate. Portiamo le braccia avanti e in alto, inspirando. Ci fermiamo quando arriviamo con le braccia vicino alla testa. Espirando, torniamo con le braccia lungo i fianchi. Ripetiamo per 10 volte. Ricordiamo di mantenere un ritmo lento e di rendere il movimento più fluido possibile. Come ultimo esercizio andiamo a mobilizzare la zona cervicale con delle rotazioni. Partiamo in piedi con le braccia distese lungo i fianchi, la schiena dritta e le spalle rilassate. Da una posizione neutra, mantenendo il naso su una linea orizzontale e parallela al pavimento, ruotiamo lateralmente la testa verso destra e sinistra.
Seguiamo con lo sguardo il movimento. Ripetiamo l'esercizio per un totale di 20 volte. Se sentiamo qualche fastidio a livello articolare, riduciamo l'ampiezza del movimento. Non dobbiamo mai sentire dolore. Concludiamo la fase iniziale del riscaldamento con un esercizio che va a preparare il sistema cardiovascolare all'allenamento e che inoltre migliora la nostra coordinazione. Marcia avanti e indietro con tocco del ginocchio e tocco del tallone. Cominciamo in piedi, assicurandoci di avere davanti e dietro di noi dello spazio libero a disposizione. Facciamo 4 passi avanti, alzando completamente il piede da terra, evitando quindi di trascinare i piedi. Ci fermiamo, solleviamo un piede alla volta, portando il ginocchio più in alto possibile, al massimo fino all'altezza del bacino. E alternando il movimento, tocchiamo il ginocchio con la mano del braccio opposto alla gamba sollevata, per 8 volte. Facciamo 4 passi indietro e sul posto portiamo il tallone vicino al gluteo, andando a toccare il piede con la mano dello stesso lato, per 8 volte. Attenzione! Per chi ha difficoltà con l'equilibrio, è possibile eseguire gli esercizi con le mani in appoggio alla parete. In questo modo eseguiremo la marcia sul posto, senza spostarci avanti e indietro, e staccheremo a tempi alterni le braccia dalla parete per toccare il ginocchio o il tallone. Eseguiamo questa serie per 5 volte di seguito. Manteniamo sempre lo sguardo avanti. Contraiamo leggermente gli addominali per acquisire stabilità nel movimento. Questo esercizio è ottimo per migliorare l'equilibrio e prevenire così le cadute. Cerchiamo di mantenere una traiettoria lineare nella marcia, avanti e indietro. Alla fine dell'esercizio riposiamo per 1 minuto in preparazione alla fase centrale. Fase centrale. Leg extension. Iniziamo la fase centrale della seduta con la leg extension, un esercizio che va a migliorare la forza del muscolo quadricipite femorale. Prendiamo una sedia e appoggiamola alla parete. Partiamo seduti sulla sedia,
con i piedi in appoggio a terra alla larghezza delle anche, la schiena dritta e staccata dallo schienale, le spalle rilassate e le mani in appoggio sui bordi laterali della sedia. Eseguiamo una estensione con la gamba destra, espirando, e arriviamo con il piede all'altezza del ginocchio. Torniamo con il piede a terra, inspirando. Da questo lato, eseguiamo dalle 6 alle 15 ripetizioni in base alle nostre capacità. Quando estendiamo la gamba, manteniamo il piede bene a martello per attivare maggiormente il quadricipite. Uno degli obiettivi degli esercizi di forza, soprattutto per chi ha patologie croniche, è quello di aiutare la persona a mantenere l'indipendenza e l'autonomia durante le attività della vita di tutti i giorni. Ora eseguiamo dalle 6 alle 15 ripetizioni dall'altro lato. Se vogliamo, possiamo appoggiare una mano sulla coscia per percepire la contrazione muscolare. In base al nostro grado di allenamento, possiamo svolgerlo utilizzando entrambe le gambe insieme. In tal caso, tra una serie e l'altra, il recupero aumenta leggermente. Alla fine dell'esercizio, recuperiamo per 30 secondi. Possiamo svolgere l'esercizio per 3 serie. Fase centrale. Estensioni per i tricipiti brachiali. Proseguiamo l'allenamento con le estensioni per i tricipiti brachiali. Esercizio che va a migliorare la forza della parte posteriore delle braccia. Afferriamo 2 bottiglie, una per mano. In base al nostro grado di allenamento, scegliamo con cura il peso delle bottiglie in modo da non fare sforzi eccessivi. Cominciamo con un peso ridotto e aumentiamolo progressivamente in base alle nostre capacità. Partiamo seduti su una sedia, con i piedi in appoggio a terra alla larghezza delle anche, la schiena dritta staccata dallo schienale, le spalle rilassate e le braccia lungo i fianchi. Portiamo il busto leggermente inclinato avanti, pieghiamo le braccia fino a raggiungere un angolo di 90 gradi fra braccio e avambraccio, con i gomiti fermi vicino ai fianchi. Espirando, estendiamo completamente l'avambraccio. Inspirando, pieghiamo l'avambraccio per tornare alla posizione di partenza. In base al nostro grado di allenamento, svolgiamo dalle 6 alle 15 ripetizioni. Il movimento riguarda solo l'avambraccio, le braccia devono stare ferme. Cerchiamo di tenere la schiena in posizione neutra, senza chiuderci in avanti con le spalle. Manteniamo i gomiti sempre allineati ai fianchi. Recuperiamo per 45 secondi e svolgiamo l'esercizio per 3 serie. Fase centrale. Equilibrio. Flessioni plantari in stazione eretta. Partiamo in piedi, con le mani in appoggio alla parete, le spalle rilassate, la schiena dritta e lo sguardo rivolto avanti. Solleviamo i talloni da terra, spingendo sulle punte dei piedi e immaginando di allungarci verso il soffitto. Manteniamo la posizione per 10 secondi. Torniamo con i piedi a terra. Riposiamo 10 secondi. Ripetiamo l'esercizio altre 4 volte. Defaticamento. Questa fase deve riportare il corpo a uno stato di riposo. Ripetiamo l'esercizio del riscaldamento, ma svolto a un'intensità più leggera. Eseguiamo sempre la marcia avanti e indietro con tocco del ginocchio e tocco del tallone. Partiamo in piedi e facciamo 4 passi avanti. Ci fermiamo,
Solleviamo un piede alla volta, portando il ginocchio in alto e alternando il movimento, tocchiamo il ginocchio con la mano del braccio opposto alla gamba sollevata per 8 volte. Facciamo 4 passi indietro e sul posto portiamo il tallone vicino al gluteo, andando a toccare il piede con la mano dello stesso lato, per 8 volte. Eseguiamo questa serie per 5 volte di seguito. Ricordiamo di eseguire l'esercizio più lentamente di quanto fatto durante il riscaldamento, a un'intensità quindi leggera. Ricordiamo sempre a chi ha difficoltà con l'equilibrio, è possibile svolgere gli esercizi con le mani in appoggio alla parete. Ancora una volta. Alla fine dell'esercizio ci prepariamo per la fase di allungamento. Allungamento. Oggi eseguiremo 2 esercizi. Il primo servirà per l'allungamento del muscolo quadricipite femorale. Partiamo in piedi. Flettiamo la gamba destra dietro portando il tallone verso il gluteo. Aiutandoci con la mano, afferriamo il dorso del piede avvicinando il più possibile il tallone al gluteo. Se abbiamo necessità, possiamo appoggiarci con l'altra mano ad una parete per aiutarci a mantenere l'equilibrio. Manteniamo la posizione per 30 secondi. Se non riusciamo ad afferrare il piede, possiamo aiutarci prendendo il pantalone. Manteniamo le cosce vicine e sulla stessa linea. Ripetiamo lo stesso movimento con la gamba sinistra. In totale eseguiamo l'esercizio 2 volte per lato. Lentamente lasciamo andare il piede portando la gamba stesa in posizione di partenza. Il secondo esercizio ci permetterà di migliorare l'allungamento della muscolatura della zona lombare. Partiamo in piedi con la schiena in appoggio alla parete. Solleviamo un piede da terra e raccogliamo il ginocchio al petto, tenendolo con entrambe le mani. Le mani possono essere messe o sopra il ginocchio o sotto la coscia. Il ginocchio deve essere avvicinato al petto in modo da sentire una leggera tensione a livello della zona lombare. Manteniamo la posizione per 30 secondi. Respiriamo lentamente e in maniera controllata per tutta la durata dell'esercizio. Dobbiamo percepire una leggera tensione che non crei dolore. Manteniamo la schiena ben aderente alla parete. Ripetiamo l'esercizio dal lato opposto. Eseguiamolo 2 volte per lato. Bravi! Avete finito la vostra sessione di esercizio. Non vi sentite già meglio? Arrivederci al prossimo allenamento!